Sono stati fermati ed identificati nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, subito dopo aver poggiato una lattina da tè da 33 centilitri sul citofono dell'abitazione del magistrato Gerardo Dominigliani. 5 giovani di Roccella Ionica dell'età compresa tra i 15 e i 21 anni, tutti incensurati. I carabinieri, a seguito dei recenti episodi che avevano interessato l'abitazione del giudice, hanno effettuato un servizio di vigilanza e verso le 5 di questa mattina hanno colto in flagranza di reato i 5. I giovani, che allo Stato non risultano collegati ad ambienti criminali, si sono assunti le responsabilità di tutti gli episodi avvenuti nei giorni scorsi. È arrivato il via libera da parte del Consiglio di amministrazione della Società Stretto di Messina del progetto definitivo del ponte che collegherà Calabria e Sicilia. Tra le novità l'aumento dei fondi da investire per l'opera, passati da 6 a 8 miliardi. Secondo il cronoprogramma previsto, a febbraio 2011 ci sarà l'avvio della gara per cercare i finanziamenti sui mercati. Entro l'anno invece saranno completati i lavori dell'opera propedeutica ferroviaria a Cannitello. La fine dei lavori è prevista nel 2018. Soddisfatti il Ministro per le Infrastrutture Altero Matteoli e l'amministratore delegato Pietro Ciucci. L'istituzione di una sede di rappresentanza operativa del Ministero del Lavoro in provincia di Crotone è quanto ha chiesto con una delibera approvata ieri dalla Giunta provinciale diretta da Stano Zurlo. Prendendo spunto dalla discussione innescata il 23 luglio scorso con l'inaugurazione a Monza delle rappresentanze dei Ministeri di Riforme, Semplificazione, Economia e Turismo, avallata dalla Presidenza del Consiglio, anche Crotone chiede un suo ministero. Per Zurlo l'istituzione di alcune sedi di rappresentanza operativa ministeriali nella città di Crotone consentirebbe di alleviare le sofferenze di un territorio dichiarato con il più alto tasso di disoccupazione e piegato da un forte disagio sociale. È terminato il referendum indetto dai lavoratori del porto di Gioia Tauro sulle ipotesi di accordo raggiunto mercoledì tra i sindacati, tranne il SUL e la MCT, sull'applicazione degli esuberi e sui criteri con i quali applicare la cassa integrazione. I votanti sono stati 846, gli astenuti 211, le schede bianche 4 e le nulle 5. Ha vinto il sì con 486 voti, contro il no con 351 voti. Intanto la vicepresidente Antonella Stasi ha incontrato stamattina a Catanzaro sindacati e aziende per perfezionare l'iter dello stato di crisi avviato da MCT e completare le procedure da comunicare al Ministero. Un monitoraggio permanente sull'accesso al credito è quanto ha proposto ieri il prefetto di Crotone Vincenzo Panico, ospitando una riunione tra le associazioni di categoria, sindacati, rappresentanti degli istituti di credito, enti locali e l'assessore regionale alle attività produttive. Per il prefetto Panico l'intento è quello di far conoscere alle imprese le opportunità esistenti, soprattutto in questo periodo di crisi economica, per l'accesso al credito e per consentire lo sviluppo di forme di economia legale e liberare le imprese dal racket. Dal canto suo l'assessore Caridi ha illustrato quelli che sono i bandi regionali in pubblicazione, che prevedono forme agevolate di accesso al credito da parte delle aziende.